Pina Cui, una delle referenti della marcia che oggi si terrà in favore della sanità nel nostro territorio, Nuoro e Ogliastra. Buongiorno signora Pina, ci dica il motivo di questa manifestazione. Allora, noi abbiamo già fatto due marce, siamo SOS Sanità Baggio Manduro Lisai e siamo rappresentanti di quelle zone, cittadini di quelle zone. Il nostro obiettivo era quello di unire tutti i paesi della nostra provincia in un solo cuore, perché in tutta la provincia ci sono problemi. Tutti noi facciamo capo al San Francesco di Nuoro, tutta la provincia, è l'unico ospedale che abbiamo, quello che dovrebbe essere il pilastro e che invece stanno smantellando. Ci sono praticamente problemi di sanità in tutto il Nuorese, c'è una gravissima emergenza, per questo motivo abbiamo scelto anche una data che non era molto consona, in cui molte persone sono in ferie, ma non era purtroppo rimandabile perché serve subito un intervento. Chiederemo tramite il prefetto che intervenga direttamente il ministro della sanità, perché non si può più vivere così. Qua non si tratta dell'articolo 32 che ci dovrebbe tutelare la salute, ma si tratta di tutelare la vita di queste popolazioni e della nostra provincia. Oggi materialmente cosa farete? Vedo che ha un vaso di fiori. Diciamo che la volta scorsa abbiamo piantato dei fiori all'interno delle aiuole dell'ospedale di Sorgono con un significato, quello di far rifiorire i nostri ospedali, quelli che mentre prima erano loro a curare noi, adesso stiamo cercando di fare qualcosa noi per loro. Per il San Francesco non ci sono le aiuole, non abbiamo potuto fare questo e questo è un segno affinché il nostro ospedale, il San Francesco, torni a rifiorire e che sia un simbolo per tutta la provincia, non solo per l'ospedale di Sorgono. Oggi ci sono politici, chi c'è con voi a marciare insieme a voi? Allora, noi abbiamo invitato tutti i 26 parlamentari, ad adesso so che sta arrivando l'onorevole Frailis, non ho nessuna altra certezza, vedremo più tardi se ci sarà qualcun altro. Anche i sindaci? I sindaci sì, ma vabbè, loro sono parte del nostro territorio, perciò diciamo che vederli nella veste di politici ci sembra un po', diciamo che sono i nostri primi cittadini, ecco. Senta, un'ultima domanda, sappiamo che sono intervenuti anche i vescovi di Nuoro e Oristano. Allora, il vescovo di Nuoro ha mandato una nota all'SOS Sanità Baggio Manduro Lisai in cui ci dava il suo sostegno. Da altre parti non abbiamo ricevuto nessun tipo di documento ufficiale, almeno che non sia arrivato oggi e non ho avuto modo di vedere la mail. Ecco. Grazie. Davide, riapri la mano con il mistero.
Allora, io sono Lisetta Bidoni, sono consigliera comunale di minoranza del comune di Nuoro e con orgoglio oggi in questa piazza, che anche io immaginavo molto più affollata, siamo dal primo giorno che già dal programma elettorale e dal primo giorno che ci siamo insediati in Consiglio Comunale chiedere chiarezza di posizioni politiche da parte di tutti gli amministratori sulla questione sanità nuorese. Ci siamo mossi, abbiamo contattato e diversi sindaci sono in questa piazza presenti, ci siamo incontrati, confrontati, abbiamo sollecitato l'incontro della conferenza alla quale io non ho potuto partecipare perché essendo consigliere di minoranza non ne ho diritto, ma la riunione è stata fatta, alcuni sindaci per conoscenza personale erano presenti, hanno partecipato a Cagliari a tutte le manifestazioni di piazza, purtroppo molti erano assenti. Noi abbiamo letto dalla vostra invito alla comunità nuorese a partecipare, ho contattato Bacchis Cadau, abbiamo concordato le nostre modalità di partecipazione, come vedete io sono con il mio abitino, senza distintivo di sorta, però visto come si stava sviluppando la discussione, gravissimo che i deputati, senatori e consiglieri regionali territoriali siano assenti, però la politica pura, pulita, che ha a cuore i problemi del territorio nuorese c'è. Noi ci siamo un progetto per Nuoro, a fianco di tutti coloro che sono disponibili a difendere la sanità nuorese. Poco fa ha parlato Emilio Usura, che è ex consigliere regionale di Rosso Mori, e lo cito perché quando abbiamo elaborato il nostro programma elettorale è stato uno dei sostenitori, uno di coloro che all'estese ci hanno fatto capire dove stavano andando, e oggi è la prova provata che una riforma nata durante la giunta Pigliari, portata avanti dall'attuale giunta di Solinas, sta creando desertificazione, danno e solitudine ai nostri territori. Per cui noi saremo con voi il 24 a Cagliari, saremo il 3 di agosto a Sarule, dove ci sarà un'altra manifestazione che mi auguro calda e presente come questa. Siamo a fianco del territorio e dei cittadini e delle cittadine nuoresi salve, perché tutti abbiamo diritto alla difesa della sanità pubblica. Quello è il nostro manifesto che ci accompagna in tutte le manifestazioni. Una sanità pubblica di qualità per la tutela della salute in Nuorese, Isola Nebbiosa. Grazie soprattutto per la vostra presenza, perché dimostrate quanto le istituzioni sul territorio siano presenti e attive nel tentativo di dare risposte a quelli che sono dei bisogni primari. Ho parlato con alcuni sindaci, oltre che con Pina, e mi sono reso conto di una situazione drammatica. Qua non stiamo chiedendo di costruire, non state chiedendo di costruire cattedrali, ospedali faraonici, qualcosa che sia collegato, che so, al Qatar o a Dubai. Voi state chiedendo il rispetto dei servizi essenziali, dei livelli minimi di assistenza. Qualche sindaco mi diceva che non è possibile nemmeno fare dei certificati medici, nemmeno fare le visite per i bambini che devono andare a scuola. Io questo lo considero intollerabile. Grazie per la vostra presenza, grazie soprattutto per avermi invitato a rappresentare Roma, a rappresentare le istituzioni. Credo che sia doveroso, che sia obbligatorio fare qualcosa subito. Per quelle che sono le mie possibilità, già dalla prossima settimana inizieremo domenica a tornare a Roma, abbiamo delle cose importanti, ma io vorrei rivolgere un'interrogazione al Ministro della Salute e Speranza chiedendo un intervento immediato per quelle che sono le vostre esigenze. Sarà a mia cura poi contattare direttamente l'ufficio di gabinetto del Ministro. Qua davanti vedo tante persone operose, tante persone che si preoccupano della salute di tutti, quindi vi ringrazio ancora, spero di poter fare qualcosa, lo farò sicuramente, il mio impegno sarà totale. Grazie ancora a tutti, grazie a Pina per avermi chiamato. Sindaco di Gavoglia. Ho accettato volentieri l'invito della signora e ho accettato l'invito della signora volentieri, e mi è piaciuto soprattutto che i cittadini riprendessero ad avere voce, partecipare, perché senza i cittadini, senza le persone che si mobilitano non si va da nessuna parte. Accolgo l'appello dell'unità. Noi siamo pochi, se tra di noi introduciamo delle divisioni credo che non andremo da nessuna parte.
noi dobbiamo porci l'obiettivo che le prossime manifestazioni devono essere partecipate. Non è un rimprovero a chi l'ha fatto, anzi voi avete il diritto di esigere che negli altri territori vengano le persone. Siamo in una città e io mi sarei immaginato molta più gente, ma anche nei paesi, Allora abbiamo buoni cittadini, buoni amministratori, abbiamo cittadini non sempre all'altezza e probabilmente anche amministratori. Sugli amministratori suggerirei che i cittadini, quando non si muovano, vadano e bussino in comune, tutte le parti. Gli amministratori devono stare qua, compresi i cittadini. La battaglia è politica, non è di partito. Chiariamo una cosa: è buona politica battersi per la sanità pubblica, è cattiva politica favorire la sanità privata e smantellare quella pubblica. Allora, quello che dobbiamo fare in ogni singolo paese è rendere consapevoli i cittadini che si sta smantellando pezzo per pezzo tutto il sistema sanitario. Io ho denunciato il fatto che i bambini, non bambini contestatori, non vax, non possono essere vaccinati nei paesi, ci sono ritardi. I bambini, sto parlando, ok? Abbiamo il medico di base che manca, abbiamo le situazioni negli ospedali, abbiamo grandi esempi però anche di sanitari che lavorano negli ospedali, nei comuni. Noi dobbiamo mettere insieme bravi cittadini, buona istituzione, buona politica, ma qui la politica avete fatto bene. Questo è un segnale terribile che non ci sia la politica regionale né ci siano deputati. È il modo più evidente di delegittimarsi e bisogna chiedere. Io non metto in discussione la pertinenza, ognuno può crederla, può avere la sua appartenenza. Esigete che chi delegato deve essere qui, non delegatelo più se non vi rappresenta.